Buonasera a tutti gli amici e le amiche di FVG Sport Channel e benvenuti a questa diretta Facebook e YouTube della seconda stagione, la prima puntata. Abbiamo riacceso i motori, siamo ritornati, VH Motorsport di nuovo su FVG Sport Channel. Come sempre, l'anno scorso eravamo così, formazione confermata. Abbiamo Francesco Tonizza alla regia, che salutiamo, in alto a sinistra, e il nato come ospite, ma è diventato per tutti il commissario del BH, Stefano De Marco. Ciao Stefano e benvenuto con noi. Ciao a tutti ragazzi, buona serata. E per questa prima puntata abbiamo un ospite, un bellissimo ospite, aggiungerei. Non potevamo iniziare in altro, meglio di così. Benvenuta Lisa De Cecco. Buonasera a tutti, grazie. Quindi Stefano, ripartiamo, insomma adesso questo weekend riparte un po' tutto, riparte la Formula 1, riparte il motomondiale, il rally, ne parleremo anche con Lisa, è già partito sia il campionato italiano che il campionato europeo. Comunque da adesso avremo i motori in pista, motori accesi e si riparte con il motorsport. Sì, il motorsport sta ripartendo sotto ogni aspetto: cronoscalate, pista, rally, moto, vetture. Abbiamo avuto l'Italian Bahia domenica scorsa, che ha avuto l'Italian Bahia di primavera. Abbiamo avuto tantissime. Salutiamo Tavella, che è stato il nostro ospite l'anno scorso, un personaggio che lo richiameremo. L'ho già contattato, magari stasera ci sta seguendo, mi dà un'idea del giorno in cui potrà essere di nuovo nostro ospite. E niente, abbiamo chiuso l'anno scorso con, se ricordi bene, con Claudio De Cecco, l'ultima puntata, e gli abbiamo strappato, cioè non è che abbiamo strappato a lui, abbiamo strappato alla signorina che è qua a fianco a me, televisivamente parlando. E abbiamo fatto una promessa, ha detto: chiudiamo con Claudio, ripartiamo con Lisa De Cecco, cioè una famiglia da corsa, di corsa, e non potevamo che ripartire con lei, che si sta mostrando insomma sul palcoscenico dei rally nazionali e internazionali sotto ogni Lisa, diciamo che sei qua spintaneamente, no? Esatto. L'abbiamo trascinata fino. No, dai. Come volentieri. No? No, dai, faccio volentieri, dai. Però, ragazzi, a me piacerebbe veramente sapere, con un papà così, ma Lisa, sei davvero salita in macchina per passione, per spinta, per che cosa? Allora, credo che sia stato per passione, perché comunque mio papà mi ha sempre portato alle gare sin da quando avevo 2 mesi di vita, quindi mi ha sempre caricato in macchina, magari per fare poca strada o che avevo 5-6 anni, quindi per me diciamo che è una cosa abbastanza normale, non è una cosa strana, quindi per me è una cosa veramente molto normale, non è niente di così strano, sono nata e cresciuta così, quindi ho questa fortuna, diciamo, grande. Tra l'altro, il layout di casa De Cecco lì, vediamo, adesso si vede meglio, è pieno di coppe anche dietro lì, di qualche roba. Non sono mie. Arriveranno Lisa. Speriamo. Le mie sono molte di meno. È già arrivata una coppetta, insomma, neanche tanto una coppetta. Sì. Lisa, come è finita la stagione 2020? Dicelo, dai, vediamo. Allora, la stagione 2020 concretamente è finita col Ciocchetto, che è stata veramente una bellissima gara comunque. Correvo con Fachin, che ha guidato benissimo, quindi veramente è stata una bellissima gara e abbiamo fatto tempi che neanche noi ci aspettavamo. E sorprendentemente, allora, prima della gara, questo è un aneddoto, prima della gara, ridendo, Stefano mi ha detto ma di Under 25 chi siamo? Della serie, vediamo se riusciamo a puntare almeno sull'Under 25, se visto che avevamo pochissime
diciamo, secondo noi possibilità di fare chissà cosa. Invece alla fine è andata molto bene perché siamo riusciti a vincere la classe e l'Under 25 e non ce lo aspettavamo perché noi, come sempre, per tutto l'anno siamo sempre stati, diciamo, molto autocritici. Quindi è stato veramente bello perché era inaspettato, quello sicuramente. Ma anche un campionatino avete vinto, se non ricordo male. Sì, la classe N2 nell'IRC. Sì, abbiamo detto niente, insomma. Sì, dai. Sì. Ragazzi, parliamo. Allora, uno dice classe N2. N2 sarebbero praticamente le piccole. vetture, esatto, le vetture 1.6 di cilindrata, sostanzialmente di serie, ecco, con una leggera elaborazione, chiamiamola così sono quelle che stiamo vedendo nel video qui a fianco. Assolutamente sì, proprio quella. La Peugeot 106 è una delle più utilizzate fantastica, in questa classe. Però questa classe è fatta è composta per la maggior parte da giovani, tra cui anche Lisa e il suo giovanissimo pilota, che hanno un bel po' di pelo anche sullo stomaco perché tengono giù forte, insomma, è una classe molto combattuta, quindi vincere un campionato in quella classe non è proprio da tutti. Cosa dici, Lisa? Anche tu che Allora, diciamo che bisogna essere sinceri, nel senso che, allora, noi l'IRC l'abbiamo vinto con costanza e anche un po' di fortuna, perché chiaramente non ci siamo mai ritirati, abbiamo sempre rispettato i nostri limiti, non siamo mai andati oltre, non siamo mai caduti nell'errore, quindi diciamo che l'abbiamo vinto con la costanza, che è una cosa fondamentale, perché nei campionati si vince facendo punti il più possibile, quindi noi abbiamo puntato su quello. È andata così, quindi non è una cosa da poco, però bisogna essere consapevoli che comunque è andata così perché la costanza ci ha pagato, diciamo, ed è così che si vince i campionati, secondo me. Poi non so. Di solito o le vinci tutte come faceva Hamilton, se no la costanza paga, no? Esatto, bisogna non cadere nell'errore, quello è il segreto, bisogna sempre essere sul pezzo, diciamo. Comunque Lisa, io mi inserisco un attimo per un secondo nelle nostre due chiacchiere e ti chiedo che se vuoi, la prossima volta che Stefano ti chiama Elisa lo sbatto fuori dalla trasmissione. No? Ma lo fanno in tanti quell'errore, sono abituata. No? Comunque se mi dici, se sbagli ancora una volta lo sbattiamo fuori. No, dai, lo possiamo capire, capire. Io lo farei solo per come è pettinato, però vabbè. Ok, stasera così. Manca la prima puntata, Stefano, cosa vuoi pretendere? Sì, assolutamente. No, ma manca solo una cosa che secondo me durante la puntata verrà fuori. Comunque, è facile. Sì, assolutamente. Aiuto. No, tranquilla. No, stai tranquilla. A proposito, Lisa, facciamo un attimino. Perché 20 minuti, ci siamo. Vai, dimmi. Formula 1, la guardi? No. Non la guardi? No, okay, solo rally io. Solo rally. Mamma mia. Visto che parli di rally, visto che tu segui solo rally, io parlando con un nostro amico e anche un amico del BH Motorsport, parlavamo dell'Arctic Rally che hanno fatto a Rovaniemi 15 giorni fa. Sì. Tu l'hai seguito? Sì. No? Te la dico, te la chiedo giusto così, ma ti piacerebbe a te? Tu sei navigatrice, se non ho capito male. Sì. No, se faccio la pilota distruggo tutto, quindi no. No, vabbè, non è perché No. Mi limito solo a stare a destra, che è meglio per tutti. No. Fare un rally artico con quelle strade, poi ho visto un po' di immagini, anzi citiamolo anche con Fabio, no, Stefano, che era a Rovaniemi. Com'è secondo te per un pilota o per un navigatore fare un rally artico?
Allora, secondo me come fondo stradale è circa come la terra, credo. Perché comunque c'è poca aderenza, insomma è una cosa abbastanza complicata. Io andrei perché mi piace la neve. Ho un fiocco di neve tatuato sul polso, se lo vedete. Quindi io andrei per quello, ma anche perché proprio come la terra è totalmente diverso dalle nostre gare, dall'asfalto, è tutto un altro approccio, sia per il pilota sia per il navigatore. Quindi io lo farei molto volentieri. Anche col 106, ma non so se... Ma non guarda, so sul quanto... 106, allora, il discorso del 106 sulla neve, abbiamo uno che Aiuto! qualche numero col 106 sulla neve l'ha fatto, no? Ustia. No, io ho fatto solo disastri col 106, però mi sono divertito molto. Beh, il 106 povera... con le chiodate sarebbe un po' tipo un monster truck, mi viene in mente. Povero, che è già piccola. Però magari con un R5 sarebbe più fattibile, o un R2. Con l'N2 anche la terra diventa, credo, un po' complicato. Infatti ce ne sono molto poche rispetto all'asfalto, se si vede gli elenchi, infatti. Sì. Molto poche. Domanda mia da profano, è più divertente correre con macchine tipo la 106 e, che ne so, 100 cavalli oppure con i monster truck da 2000 cavalli, quelli potenti? Cioè, dove c'è la maggiore goduria? Allora, io sia a Poreč con l'R5 sia al Ciocchetto col 106 mi sono divertita nella stessa identica maniera. Sarò io che non sono fatta male, non lo so, però io mi sono divertita veramente molto perché comunque conta anche la guida del pilota. Poi noi al Ciocchetto abbiamo fatto un po' di traversi, insomma ci siamo divertiti un sacco da quel lato lì. E quindi per me alla fine conta tanto la guida, come uno gestisce la macchina. Poi chiaramente io per quanto mi riguarda correrei con qualsiasi cosa, quindi mi diverto sempre lo stesso, non è che mi cambia molto. Quindi secondo me bisogna trovare il bello da tutte e due, perché tutte e due hanno le loro qualità. Bisogna sapere sfruttare entrambe e ti diverti in ogni caso. Perché chiaramente stiamo vedendo delle evoluzioni sulla neve, non so cosa ne pensi il commissario De Marco, però No, come fai a giudicare, a stabilire? Lì è tanta roba. Quei signori lì con le VRC hanno fatto punte di 190, anche quasi 200 all'ora, in mezzo al bosco, di notte sulla neve. Cioè io non so se vi rendete conto cioè, non so se avete una mezza idea di cosa significhi una cosa del genere, però sì, diciamo che il navigatore secondo me guarda poco davanti in quei casi, altrimenti... Forse anche meglio. Il pilota guarda davanti, fisso, proprio come in un videogame. Perché, sì. Esatto. Secondo me sono molto veloci gli alberi a quella velocità. Comunque, vabbè, deve essere molto divertente. Hanno comunque gomme chiodate, hanno degli assetti che sono stratosferici, cioè una vettura stradale non arriverebbe neanche ad un quarto di quella velocità per fare così un confronto molto terra a terra. Però insomma, da vedere, chi ha la passione o chi è curioso, faccia un salto su YouTube e dia un'occhiata ai vari filmati, che insomma si fa un'idea, ecco, di cosa significa correre nei rally. Uno di questi filmati l'abbiamo preso proprio da YouTube, lo stiamo facendo vedere proprio in questo momento, e quindi se la neve è un po' l'elemento naturale di Lisa De Cecco, io mi auguro quanto prima di provare questa emozione, ma immagino che l'abbia già, secondo me. Ma per arrivare al mondiale, passo di acqua sotto i ponti, mamma mia, altro che con sole 10 gare, insomma, non è che posso arrivare subito al mondiale, con calma magari, con molta calma. Si parte sempre dal basso. Certamente, solo che ho tanta strada da fare.
L'età è dalla tua, quindi noi ti auguriamo di arrivare fino Grazie. il più in alto possibile. Speriamo. Visto che comunque noi fra un attimo passiamo a parlare anche di Formula 1 e motomondiale, giusto Stefano? Però visto che abbiamo il nostro splendido ospite di oggi che ha dichiarato candidamente che segue solo il rally. No, che tra l'altro Lisa, tu devi sapere che Stefano De Marco si è preparato proprio tutta una serie di domande sulla Formula 1. La prima è stata: segui la Formula 1? No. E quindi adesso sorpresa. l'hai messo un po' di difficoltà. No, io Formula 1 però conosco solo Leclerc. Beh, già bene. Per ovvi motivi. Però Stefano, ti lascio a te la palla delle domande, perché anche il rally è il tuo campo e abbiamo detto all'inizio che il campionato di rally italiano e europeo è iniziato, quindi lascio a te. Sì, sono iniziati i campionati e abbiamo avuto uno splendido inizio con il Ciocco, giusto, Lisa? Sì. Dove anche Friul Motor era presente, dove Friul Motor dico Friul Motor perché faccio un po' di pubblicità, insomma, anche alla famiglia. Grazie. Perché quest'anno se lo merita e per ora è in testa al campionato dopo la prima gara. Giusto, Lisa? No. No, non siamo noi in testa, ma spero che le cose cambino. Perché se lo merita sia Crugnola, perché è veramente un bravo pilota, che ha vinto veramente molto molto bravo, si è dimostrato comunque al Ciocco perché veramente ha fatto una rimonta incredibile, e poi anche io sono molto di parte, però vedo quotidianamente l'impegno che mettono mio padre, i miei fratelli, i meccanici per questo team, quindi io spero veramente che abbiano la rivincita e che possano dimostrare loro, assieme ad Andrea, assieme a Hyundai, assieme ad Adamo, assieme a Pirelli, tutti quanti, insomma, che ce la possono fare, perché sono sicura che ce la possono fare. Tutti quanti, dal primo all'ultimo. Però sono di parte, sia chiaro, sono di parte. Beh, insomma, quest'anno con Crugnola, insomma, avete un gran equipaggio, un gran bel pilota alla vostra corte, quindi insomma penso che l'annata andrà molto bene, insomma, ed è un vanto anche per il Friuli, perché sì, oltre ovviamente a Friul Motor c'è anche RB Motorsport che corre nel campionato, però insomma diciamo che quest'anno la fortuna, chiamiamola così, perché insomma c'è tanto lavoro dietro, ma c'è stata anche un po' di fortuna di avere Hyundai al proprio fianco, insomma, per Friul Motor porterà il Friuli, insomma, speriamo nelle alte vette del campionato. Speriamo sì. Se no Adamo poi infatti. Ci sgrida tutti. No, scherzo. Esatto. No, scherzo, veramente un bravo capo, sa veramente stimolare i suoi ragazzi, ricollegandomi al mondiale, chiaramente le vittorie del titolo costruttori non sono state un caso, perché è veramente un bravo boss, si vede che è un bravo boss, quindi la cosa importante è anche il rapporto nella squadra. Per far funzionare tutto, per far incastrare tutto, c'è bisogno di qualcuno che sappia dirigere bene. Quindi, ricollegandomi al mondiale, secondo me, veramente con Adamo sono molto in buone mani. E anche noi, senza dubbio. Domenica scorsa, nel weekend scorso, dopo siamo in Friuli, c'è stato anche l'Italian Bahia, gara di cross country, che noi abbiamo avuto il piacere lo scorso anno di avere il patron Mauro Tavella in un paio di giornate, in un paio di interviste, perché la prima è partita un po' maluccio e sono saltati tutti i collegamenti. La seconda è stato praticamente un fiume in piena, una delle puntate credo più belle che abbiamo fatto.
hanno avuto ottimi partecipanti. C'è stato tra i tanti nomi un certo Carlos Ceca, che insomma qualcuno se lo ricorderà sulle 2 ruote, però lui questa volta è salito sulle 4, e un certo friulano che, reduce da un giretto nel deserto, diciamo giretto per non dire altro, un certo Franco Picco, che, reduce dalla Dakar, ha deciso di partecipare anche all'Italian Bahia di primavera, insomma. Quindi gran bei nomi in giro per le terre del Friuli. E abbiamo avuto in Veneto la salita del Costo, che insomma non ha inaugurato, però insomma ha portato vicino al Friuli le gare in salita. Noi attendiamo con ansia, diciamo così, la Verzegnis, dove ogni anno a proposito, Lisa, una Verzegnis, una garetta in salita. Ci avevo pensato. Con la tua Panda? Dietro nell'officina. Allora, io ci avevo pensato, a dire il vero, l'anno scorso con la 106, però chiaramente perché un Naviga dovrebbe anche provare a essere pilota, in modo che capisca entrambe le posizioni, secondo me. Però bisogna essere anche consapevoli dei propri limiti, e io sono sicura che avrei fatto sicuramente qualche danno, quindi forse era meglio fare un passo indietro e dire no dai, accontentati così di sognare, perché sennò qua paghi il noleggio, però paghi anche più di franchigia e non è il caso. Lisa, però bisogna provare. Cioè, se non provi, non sai se farai danni o meno. Poi il danno... No, sono sicura. Ma sono sicura niente. Sì, sono un po' un pericolo io, un po'. Ho girato, come si dice, ho condotto anch'io in giro per le terre del Triveneto in qualche gara una macchina, ma proprio condotto, cioè ho guidato, parcheggiato in parco assistenza, ho parcheggiato ai riordini, perché dire di aver pilotato per me è proprio, cioè, è offendere la categoria. E insomma, anche a me è capitato di fare il danno l'ultima gara con una 106, ecco, in mezzo ad un bosco di Nervesa della Battaglia, o era Sernaglia lì in zona. Comunque vabbè, in quelle zone, nelle zone di Pieve di Soligo, insomma, se non provi non sai quello che sai fare, non sai quello che puoi fare. Magari ti sposti da destra verso sinistra, insomma, automobilisticamente parlando. No, sto bene al mio posto, a dire il vero. Cioè, da piccola volevo fare la pilota, dicevo, io farò la pilota come mio papà, così colà, però poi sono cresciuta e piano piano ho detto, no, aspetta, forse il mio posto è dall'altra parte, quindi è meglio provare. Infatti tu, Stefano, mi hai fatto il corso navigatori, se ti ricordi. Parliamo di 3 anni fa. E allora Lisa, guarda, non dico niente. No? No, poi Stefano è stato bravo come insegnante, mi aveva sgridato perché non sapevo tanto bene le verifiche tecniche, mi ricordo. Sì, assolutamente. D'altronde è diventato, da insegnante di navigatore, è diventato commissario, capisci? Il perché ti rompeva le scatole sulle verifiche tecniche, no? Sì. Aveva ragione, però adesso è arrivato il Covid, quindi sono cambiate alla fine. Esatto. Purtroppo ha cambiato tutto, però insomma, siamo riusciti, grazie a delle normative abbastanza rigide, siamo riusciti a permettere comunque di far ripartire questo mondo. Dai, alla fine 2020 è stato molto incerto, abbiamo fatto tutte le gare, tutte attaccate a fine anno, è stato un po' un disastro per tutti, insomma. Quest'anno almeno uno riesce ad organizzarsi, non si può vivere le gare come spettatore, purtroppo. È molto strano anche per noi. Esatto. Non c'è nessuno, insomma, è un po' triste. È brutto per tutti. Però meglio che niente. Sì, esatto. Però in molti stanno seguendo le varie gare dai social,
Io compresa. Spesso. Comunque io Stefano volevo inserirmi, prima appunto citavi l'Italian Bahia di primavera che si è tenuto la settimana scorsa, hai citato anche la salita che sono state fatte. Io vorrei fare nel nostro piccolo, con quelli che ci guardano e che ci guarderanno, un grosso applauso agli organizzatori che in un periodo di incertezza come purtroppo è questo, non si tirano indietro, si imboccano le maniche, sputano pallini, magari sparano anche qualche parola di troppo che non dovrebbero, però riescono con tutte le difficoltà che ci sono a organizzare, a portare avanti il movimento, e questo anche alle scuderie, Lisa, perché non è semplice portare avanti questo mondo che sappiamo benissimo che non è un mondo che costa poco. Parliamo no. Non nascondiamoci dietro il ditino. Esatto. Portare avanti questo mondo in questo periodo, in questo momento storico, oserei dire, è solo un grazie. Io da appassionato non posso far altro che dire un grazie a chi si smazza per poter organizzare e far godere a noi. Adesso è Francesco che è alla regia, lo conferma, con il 2020 ha avuto anche un picco di possibilità web streaming per fare vedere le cose, far vedere le gare, con purtroppo non essendoci il pubblico, e dove manca la televisione c'è lo streaming, e grazie ai computer, grazie a tutto, anche il pubblico da casa, ahimè, può comunque seguire le gare, seguire tutte le manifestazioni, e un domani, quando si potrà, torneremo tutti a bordo strada. Non so neanche se si possa, chiedo al commissario, perché mi pare che a bordo strada non si può neanche, non ai rally. Proprio a bordo strada no, ci sono delle aree dedicate, aree pubblico, dove insomma che non sono, allora diciamo anche questa, dai, così veloce proprio, tutte le gare, quando si potrà tornare come pubblico, hanno delle aree pubblico e delle aree vietate al pubblico. Se gentilmente il pubblico può fare a meno di andare nelle aree vietate al pubblico, lo fa non solo per se stesso, non solo perché l'organizzatore ha deciso che secondo me lì non va bene. Sono aree pericolose che possono portare insomma a degli incidenti dove sì, e anche fermare la gara, ecco. Quindi le aree dedicate al pubblico sono aree dove si vede benissimo, dove c'è tutto lo spazio e la sicurezza per godersi la gara al meglio. Ecco, detto questo, veloce. Questo è il commissario, Lisa, capisci? No? Cioè... Sì. Domanda io per Lisa, come ci si allena a fare quello che fai tu? Cioè il quotidiano, come fai? Allora, per i navigatori, volendo, ci si potrebbe allenare andando semplicemente su una strada con una persona e dirgli ok, dammi le note, e fare su e giù per potersi allenare magari con la tempistica. Io personalmente non mi alleno mai, e quindi non credo che mi serva con così poca esperienza. Non è che devo... Sto ancora imparando. Sì, sto ancora imparando, quindi chiaramente non mi alleno per ora. Ma non è una cosa brutta, o meglio, per dirla meglio, non farebbe male, insomma, fare questa cosa proprio di andare a provare sulle strade, così, colà, con qualcuno, magari con qualcuno con cui devi fare un programma, una cosa così, giusto per magari capirsi su, io voglio le note così, le voglio che me le dici così, quello potrebbe essere un buon allenamento. Io e Stefano l'avevamo fatto per capire un po' cosa voleva lui, cosa dovevo fare, insomma. Avevamo provato su strade a caso, prendendo il radar del Maiano, che non si fa più, però è stato bello comunque provarlo, perché noi non siamo mai stati a farlo,
E abbiamo provato così, giusto per capire un po' come funzionava, per capire lui le sue note, io come adattarmi, insomma. Questo potrebbe essere un buon allenamento, secondo me. Boh, Per i diciamo che piloti Pia, è un po' più difficile allenarsi, diciamo. O simulatore, oppure un test, gadget. ma adesso la vedo dura. Chi ha un Molto dura. budget un attimino più cospicuo, chi partecipa a campionati come il campionato italiano, il campionato mondiale, europeo, Esatto. insomma campionati maggiori, si allena costantemente, perché ha la possibilità di avere la vettura da gara, lo fa, non dico come mestiere, insomma, ma dedica molto tempo a questa sua passione, perché alla fine è una passione per tutti, per pochissimi, che si contano forse sulle dita di una mano, è un lavoro, e si fa facendo sessioni di test dove si sceglie una strada, viene attrezzata come una prova speciale, quindi con commissari, con l'ambulanza, con tutto quello che serve, e si fa su e giù. E l'allenamento non è solo dare le note per il navigatore e guidare per il pilota, è anche imparare a sentire le gomme, a sentire come lavorano le gomme, e imparare a sentire la vettura, come risponde, e fare tutta una serie di test e di insomma, esatto, imparare a conoscere la macchina e cucirsela addosso, perché alla fine vincere una gara è anche quello. Nel CIR lo fanno spesso, tanti. Esatto. Messaggio in codice, non so se sentite, questa è per Io lo sento. No. Allora, Lisa, la spieghiamo, questa è la chiesa dei Rizzi, il campanile è quello che sta suonando alle spalle di Stefano De Marco, che deve avere vicinissimo lì, ed è praticamente uno degli elementi chiave di questa trasmissione. Puntualmente il campanile dei Rizzi suona Stefano De Marco il video. Ok. Adesso il campanile dei Rizzi che suona per 2 volte, non ne fa una, dopo 5 minuti torna all'altro giro, perché non si è mai capito perché. No. Comunque, Elisa, avrei capito che all'interno di questa trasmissione nessuno ha il dono della sintesi, perché riusciamo a estrapolare un concetto di 1 minuto in un quarto d'ora. No? E infatti è già mezz'ora. Infatti sono già 34 minuti che siamo in diretta. Abbiamo domande da casa però, Daniele. Sì, no, infatti volevo arrivare un attimo a annunciare, a chiedere a Stefano, iniziamo con la Formula 1, c'è Marco che ci dice che, parlando del rally, che anche Raikkonen è partito facendo rally sulla neve per poi arrivare in Formula 1 e correre con l'amico di Stefano, Fernando Alonso. Ecco, perfetto. Quest'anno abbiamo anche Luigi che dice che anche Carlos Sainz Jr., il padre campione del mondo di rally, è arrivato a gareggiare con l'idolo di Stefano, il commissario. Il leitmotiv di questa trasmissione è, sappiatelo, anzi, adesso che è anche tornato in Formula 1. Sì, esattamente. Quest'anno più di ogni altra occasione lo sarà Fernando Alonso, che è il mio come si dice? Nemesi. Esatto, la mia nemesi. No? Io ho smesso, eccolo. Grazie, ecco, ti voglio bene anch'io. Comunque questa è una foto vecchia, quest'anno sarà vestito di blu, così per la cronaca. No, che è con l'Alpine, no? La domanda è, perché è tornato Alpine è un autoradio che rubavano negli anni 90. No? Quindi Stefano, Checco ti ha fatto una domanda: perché Alonso è tornato in Formula 1 dopo 3 anni che nessuno sentiva la sua mancanza? Ma che cacchio ne so io, ma come poteva rimanere? Non ha combinato niente. No, non ha combinato niente, non è vero. Comunque la Dakar si è ribaltato un po' di volte, dai. No? Sì, infatti a Dakar non ha combinato granché. Ecco qua lo standino della Ferrari per asciugare i panni. Leclerc. Sì, questo è Carletto. L'unico che conosco. Quindi
Dai Stefano, lasciamo perdere Alonso perché sennò possiamo fare una trasmissione intera su di lui. Allora, domani conferenza piloti, no, oggi era la conferenza piloti se non sbaglio. Oggi. Giovedì, sì. Oggi era la conferenza piloti, domani libere e parte ufficialmente il campionato 2021 in Bahrain di Formula 1. Ovviamente, certo. secondo la Red Bull, le Mercedes nei test che si sono svolti nelle ultime settimane, che sono arrivate abbastanza indietro, hanno detto che hanno fatto apposta per nascondersi, perché non è vero, non è possibile che siano così indietro. La Ferrari, poi ti chiederò cosa ne pensi di Mika Salo da ubriaco che dice che la Ferrari e l'Alfa Romeo hanno pagato, magari dopo, se lo vuoi parlare dopo, insomma. No, vabbè, dai. Dopo subito smentito, dicendo no, non è vero. No. Io ci credevo poco, perché un finlandese ubriaco è impossibile. È commissario anche Sato, per cui è collega di sì, commissario internazionale, sì. Commissario sportivo internazionale. Quindi io sono Stefano, regionale. Sì, Bahrain, partiamo con questa avventura della Formula 1. Quest'anno secondo me abbiamo le carte un pochino rimescolate quest'anno. Abbiamo una Red Bull che sta andando come un aereo, ma veramente forte. Abbiamo una Mercedes che tutti dicono che si sta nascondendo, però insomma, secondo me dopo tanti anni un attimo di cedimento lo può anche avere, che non è proprio un cedimento ma è un ridimensionamento, chiamiamolo così. Abbiamo la Ferrari che deve riscattare una serie di anni buttati via sostanzialmente. E poi ci sono le altre Ferrari, cioè l'Alfa Romeo, esatto, la Glass, sì. Abbiamo un nome, abbiamo un rientro di un nome importante nella Formula 1 che è Schumacher, sempre con la M davanti. Esattamente. Sì. Brava, grande. Questo lo sapevo. Infatti ad un certo punto io che seguo i social tantissimo, ho dato un'occhiata. Allora seguo Instagram solo Raikkonen, scusate. Ma Raikkonen è il nostro idolo indiscusso da sempre. Assolutamente. Che ha postato una foto bellissima dove praticamente nei test invernali ad un certo punto c'era Alonso, F Alonso, M Schumacher e K Raikkonen nella classifica. Insomma, sembrava di essere tornati indietro di un po' di anni. Penso che qualcuno come me, insomma, abbia avuto un brividino. Che cosa c'è, Checco, che guardi malissimo? Cosa succede? Vabbè, vai avanti. No, lo vedo. Dove volevo arrivare? Insomma, rivedere Alonso, Schumacher e Raikkonen nella stessa griglia piloti, anche se non è il padre, ma è Mick il figlio, insomma, a qualcuno ha fatto ricordare una decina d'anni fa quando un altro Schumacher correva in Formula 1, insomma, è un'emozione non da poco, secondo me, per gli appassionati di Formula 1. Per Lisa un po' meno, che non ne frega un piffero. Più o meno. Allora, una volta l'ho visto, una volta ho guardato, solo una. E ti sei addormentata? Tranquilla, ci addormentiamo anche noi. Una volta per caso proprio. Ok, non sapevi che cosa guardare, era finito. Bravo. Grey's Anatomy. Era una domenica a casa di un'amica che il padre guarda sempre e noi volevamo vedere un'altra cosa, ma no, devo vedere la Formula 1 e quindi abbiamo dovuto guardarlo anche noi. È stata l'unica volta. Ottimo.
Ultima anche, unica e ultima, non guarderai più. Probabile. No, provaci, dai. Ci proverò. Stefano, che gran premio ti aspetti tu? Sinceramente non so cosa aspettarmi, sinceramente. Pensa se vince Alonso. Pensa se vince Alonso, cosa dirà Stefano la prossima settimana? Vince Alonso giovedì siamo listati a lutto. Dov'è che si lascia la trasmissione, scusate? Dove c'è scritto live? No, perché sì. Abbiamo un ospite nuovo. No, in realtà sì, guardando proprio all'attualità, la domanda per Lisa è, ne parlavamo già prima, ma prossime gare, prossimi impegni, qual è l'obiettivo a stretto giro adesso? Ma miei o di Fuel Motor? No, tuoi. Poi se vuoi dirci anche quelli di Fuel Motor, noi siamo... No, allora, Fuel Motor, sono sicura questo weekend, allora, Valdorcia. Poi alla prossima tappa del CIR è Sanremo, quindi mi pare dall'8 all'11 aprile, poi c'è il Targa Florio e poi tutte le altre. Per quanto riguarda me, io pensavo quest'anno che andasse diversamente, ma bisogna reinventarsi, diciamo. E a parte che con la situazione che c'è adesso, purtroppo mi tocca vedere gara per gara, perché non si sa mai le gare come finiscono, se vengono annullate, quindi è un po' un terno all'otto, diciamo. Sto valutando un po' di proposte. Niente di che, niente mondiale, Arctic, robe così, gare sulla neve, niente di... Le proposte l'importante è che arrivino, poi... Sì, quello sicuramente. Però, insomma, sono tutte esperienze comunque belle, sicuramente. Sto valutando appunto per la questione che purtroppo al momento mi ritrovo senza un lavoro e quindi non posso prendere impegni a lungo termine. E vedrò purtroppo gara per gara e sicuramente tornerò a correre con Teo Ortiz, che se mi vede lo saluto, che mi aveva abbandonato ma ci ha ripensato. Sempre sulla mitica... No, sulla 106 Racing Start. No. La sua. Con la 500 abbiamo fatto l'impresa e adesso... Ti piaceva la 500? No, è stato divertente perché abbiamo riso tutte le prove. Per tutta la prova noi ridevamo praticamente. E mi sono divertita veramente molto. Era per quello che abbiamo corso quella gara con quella macchina, proprio per divertirsi, fare questa gara che per noi comunque è la gara di casa, quindi fare l'Alpi era già di per sé una cosa bella, quindi poi noi in tutte le gare, a dire il vero, ci divertiamo a modo nostro, ci inventiamo qualche cavolata da dirci in macchina, quindi diventa sempre un cabaret più che una gara. Ma con Teo chiaramente ho un rapporto già di feeling, quindi per me è più semplice, anche per lui è più semplice, quindi tornare a correre con lui mi fa stare molto più tranquilla, sicuramente. Poi vediamo il resto. Con Teo ha anche un certo feeling perché insomma ha fatto anche più di qualche scorribanda sulla neve tra un bombardino e l'altro. Certo, ecco. Altro che... No, Teo è stato anche il mio titolare, il mio primo titolare tra l'altro, e quindi con lui ho fatto una stagione invernale in Zoncolan che è stata fantastica, e quindi sì, tra un bombardino e l'altro. Poi abbiamo stabilito qualche altra gara nel mentre e alla fine abbiamo fatto solo il Dolomiti perché la situazione era un po'... È arrivato il Covid e insomma è stato difficile fare di più. Quindi comunque al Dolomiti ci siamo divertiti veramente molto. Quello sicuramente, come tutte le altre gare. Niente di nuovo. Io ho un bellissimo ricordo delle... Scusate, ho questo piccolo aneddoto anche delle mie pochissime gare. Io ho un bellissimo ricordo di una gara che ho fatto con una 106 in N1, quindi sì, una delle categorie più
più basse, diciamo, Sì. dal punto di vista motoristico. Abbiamo fatto una gara, adesso cos'era? Se non ricordo male, era un rally del Sagittario, si faceva ancora il rally del Sagittario. In salita non andava, questa macchina era di motore, era proprio un disastro. 500. Ma meno, ci andava meno di 500, perché oltre ad essere un 1400 praticamente stradale, aveva anche i suoi fastidi di motore. E durante una prova in salita, rettilini lunghissimi dove serve il motore, noi tra pilota, io navigavo, tra vari piloti insomma ci si scambiava numerose battute, si rideva e si scherzava, finché ad un certo punto io ho chiamato una nota che era, se non ricordo male, un tornante sinistro. A quel punto il pilota ha frenato, perché in salita in rettilineo si frena con una macchina che già non va avanti, mi guarda e mi fa: ma come tornante sinistro? Io alzo la testa e faccio: no, diventa destro, perché avevo sbagliato anche la nota. Cioè, quindi ho chiamato da sinistra al posto della destra, ma avevamo talmente tanto tempo che ci abbiamo reso su per una mezz'oretta. Questa è la... Io posso capire. Ok, ridiamo solo noi che abbiamo corso nei rally, va bene, ok. Parte domenica prossima, sì, questo fine settimana parte anche il motomondiale. Scusate questo volo pindarico, ma dovevo togliermi da questo imbarazzo terribile. Lisa non segue neanche le moto. No, cioè una volta seguivo motocross, sono stata al mondiale di motocross. Bellissimo. A Ottobiano, sì. Bellissimo. Ma poi non ho iniziato a correre, quindi eliminato via. anche quello. Anche quello. Via. Solo rally, basta, nessun altro, solo quello, fine. Okay. Domanda per Stefano: cosa rispondi ai maligni che dicono che ti sei portato in casa il segno di uno dei muretti che hai colpito con la tua 106 e l'hai appeso proprio alle tue spalle? Stai attento Checco, che se vai dietro ci sono anche le corna del cervo che ha preso sempre con la 106. Era un capriolo. Capriolo. Lo inquadriamo anche meglio, ma che roba. Lì secondo me è il segno di una frenata di un muretto tirato giù. No, allora ho un ricordo della mia ultima gara, ultima gara da pilota, che è con la famosa 106, che è la portiera. Il noleggiatore me l'ha gentilmente regalata quando ci siamo rivisti ad una gara giù al Valtiberina. È arrivato e mi ha detto: ascolta, ma hai posto in macchina? Lui, un noleggiatore toscano, una bravissima persona, e mi ha detto: senti, ma hai posto in macchina? Sì, sono venuto giù con altri, ma dovrei trovare un po' di posto. Ok, carica questa in macchina, e mi ha tirato fuori la portiera sbattuta dell'ultima gara che ha smontato dalla 106 ed è a casa, non in questa casa, ma ricordi anche quelli. Esatto, io ce l'ho lì. Io ho un parafango. Ecco. Il parafango, quello che quando abbiamo bucato io e mio papà a Poreč si è un po' staccato, era un po' svolazzante e l'abbiamo tenuto autografato come ricordo, va tenuto perché è un ricordo anche quello, un po' ingombrante. Assolutamente. No, va tenuto. Mia mamma non era contenta. Molto. A me è costato 3.000 euro di franchigia quella gara, quindi la portiera, insomma, credo mi spetti. Era d'obbligo. Ragazzi, però andiamo anche poi a chiusura, perché sennò poi dilatiamo i tempi. Però la mia domanda è: se io con la mia classica Fiat Punto 1100 volessi andare a divertirmi in Friuli Venezia Giulia, Lisa, su che strade devo andare? Allora, senza nulla togliere a tutte le altre gare, il Rally Valli della Carnia, le prove del Carnia. Per me la mia prova preferita qua in Friuli è la in Villino, che purtroppo nel 2019 non sono riuscita a fare, e mi è dispiaciuto molto perché è veramente bellissima. Però anche l'Alpi, la mia preferita era la Mersino, mi piaceva molto perché passava in paese, era molto bella, era molto molto bella. Poi sì, è anche molto veloce nella prima parte. Sì, veloce con la 500 non... Sì, ok.
Però comunque a me è piaciuta molto. E poi secondo me, allora io la Feltrone purtroppo a me non è andata molto bene al Carnia, però è molto bella dopo il primo pezzo, che il primo pezzo è un po' insidioso. Da lì in poi anche quella è molto molto bella, perché passa anche quella in paese, ci sono tratti veloci, secondo me è bellissima. Però la mia preferita rimane la in Villino, quindi io ti consiglio la in Villino, sicuramente. La vecchia Fermo restando che con la vostra Fiat Punto 1100 potete andare a divertirvi nel percorso dei rally rispettando i limiti, e quindi i tornanti a 40 all'ora, non di più, mi raccomando. Esatto. Giusto, Keiko? No, siccome se ti ricordi l'anno scorso... infatti... abbiamo dato dei messaggi un po' fuorvianti ai giovani che seguono questa trasmissione, consigliando loro cose non propriamente legali. Allora, volevo già iniziare questa nuova stagione con l'Isola del Cieco, che è un molto splendido del nostro motorismo, sui binari giusti, no? Cioè dando i messaggi. Insomma, io con la mia grande esperienza. Ti arriverà, Lisa, dopo, fra qualche minuto ti strapperemo una promessa per il futuro, ma fra qualche minuto. Stefano, un paio di minuti dopo... Sì. Stefano, un paio di minuti dopo andiamo in chiusura. Prima avevi anticipato il motomondiale, che parte anche quello in Qatar, stesso weekend della Formula 1, anche le federazioni potevano mettersi d'accordo, invece che fare tutto nello stesso weekend. Ma vabbè, non entriamo nel mezzo, non è più grande di noi. Il calendario è stretto, è stretto. Non si può... No. Sì, anche quest'anno qualche cambiamento anche nella MotoGP. Abbiamo Valentino Rossi che veste un'altra casacca, sempre in sella ad una Yamaha, ma della squadra, chiamiamola satellite, che è la Petronas. E cosa abbiamo? Sono un po' poco preparato quest'anno sulla MotoGP. Marquez leggevo che delle prove ha deciso di non gareggiare, giusto? Allora, salta le prime due. Marquez sì, non è bene. Purtroppo la caduta dello scorso anno non ha sortito, diciamo, cioè ha sortito dei bruttissimi effetti e non si è ancora rimesso in sesto. E dopo le prove ha deciso di non partire con il Qatar. Speriamo insomma si rimetta presto, ma la vedo compromessa purtroppo la sua stagione 2021. Mi dispiace dirlo così presto, però secondo me segate le gambe subito. No, ma io non vorrei che sia, io per dire la verità non vorrei che sia compromossa la sua intera carriera, perché cioè, un anno che è fuori per l'infortunio. Esatto. Un anno che è fuori, poi conosciamo le soglie del dolore dei piloti di moto, che sono altissime, cioè, corrono con braccia rotte, dita rotte, no, quindi esatto. Uno come Marquez che decide di non correre, io la vedo un po' più grivia, come si dice in italiano. Ha fatto un errore di valutazione del 2000, dopo la caduta ha voluto rientrare il prima possibile, e questo ha purtroppo compromesso, spero non la sua carriera, insomma, dai, diciamo il 2020 e il 2021 secondo me sono compromessi, ecco. Ultimo di Valentino Rossi quest'anno, Stefano. Valentino Rossi sta andando forte, si sta divertendo più che altro, cioè si sta divertendo di nuovo come quando è arrivato all'inizio in Yamaha, ecco. Quindi ne vedremo delle belle, secondo me può fare bene, può dire ancora la sua. Strappiamo la promessa all'Isola del Cieco, vai. Infatti stavo arrivando, andiamo in chiusura, ormai un'oretta quasi, visto che dovrà essere 40 minuti, sono 55, ma questi siamo noi. L'abbiamo detto. Quindi Lisa, io vorrei strapparti la promessa che ti vogliamo rivedere con noi nel proseguo della stagione. Tanto con Stefano vi sentite, se anche tu hai qualcosa da raccontare agli amici di FVG Sport Channel, sì. Noi siamo qua. Puoi anche mandarci, se vuoi, un video messaggio
quando sarà in pista e noi saremo ben felici di mandarlo in onda e commentarlo insieme a te. Mhm. Mi lasciate ringraziare però una persona, o meglio, un Puoi fare team. quello che vuoi. Allora, io volevo ringraziare la DS Sport, che è il team che ci ha seguito l'anno scorso, che ci ha dato il 106, che sono stati veramente fantastici. Ci hanno dato una macchina bellissima, a cui io mi sono molto affezionata, a dire il vero, e sono veramente delle brave persone e sono rappresentate da Christian, dal Castello, che anche lui veramente è stato per noi, per me e Fakin, parlo anche a nome suo, e è stato per noi veramente, oltre che un noleggiatore, è stato una persona molto più fidata e un grande aiuto. E volevo ringraziare tutti i meccanici per il lavoro che hanno fatto, insomma è anche merito loro se abbiamo vinto l'IRC, perché senza di loro non saremmo arrivati a questo. Quindi era giusto, secondo me, doveroso ringraziarli pubblicamente. E se mi guardano li saluto. Se no, gli ricordi che la trasmissione sarà sempre disponibile sulla pagina Facebook di FVG Sport Channel, sul canale YouTube di Idea Communication FVG Sport Channel, quindi se non ci vedono in diretta ci possono riguardare on demand, come dicono i veri, o se no domani, ore 20:30, canale 113, Digitale Terrestre e BHTV. Quindi hanno tutto, possono vederti dappertutto. Certo. Grazie. Quindi, ragazzi. Stefano, la prima è andata. Giovedì prossimo saremo di nuovo qua per BH Motorsport. No, volevo sottolineare, Daniele, che la prima è andata Sì. con allora, Lisa che non sa nulla di Formula 1 e Stefano è nato con difficoltà. Gli hai chiesto di moto mondiale e non sono preparato. Qua, insomma, sapevamo da un mese che dovevamo partire, ma insomma, alla grande. Alla grande. No? Questo no, non so neanche cosa dire, sinceramente. Quindi, no? No, dai, salutiamo Quindi, Lisa, le facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille a voi, grazie. No? Stefano, la prossima settimana, Checo, noi ci sentiamo e salutiamo tutti gli amici che ci guardano, che ci guarderanno e che ci guarderanno nel proseguo delle giornate. Buona serata, buona cena e alla prossima settimana. Ciao! Ciao! Ciao a tutti. Ragazzi, grazie.